Il grande ciclismo al femminile torna sulle strade di Butrio dopo 3 anni sabbatici causa la pandemia. La 24esima giornata rosa del Friuli, primo memoria a Lucio Mittone, indimenticato e storico fondatore del ciclismo butriese scomparso nel 2021. Nella giornata di ieri gara open riservata all'elite under 23, tutte assieme in gara unica sul classico percorso di 97 km con partenza e arrivo di fronte all'area sportiva lungo la via principale della cittadina friulana. Il circuito prevedeva 7 giri, 6 pianeggianti da 15 km cada uno e l'ultimo da 7 con lo scollinamento del Monte Cristo. Gara tattica con alcuni tentativi di fuga sempre controllati dal gruppo, poi all'ultimo giro chi doveva vincere alla vigilia ha dimostrato con i fatti di che pasta è fatta. Sotto lo striscione d'arrivo si impone Silvia Zanardi della Bepink nel tempo di 2 ore 25 primi e 14 secondi alla media oraria di 40,073 davanti alla compagna di squadra Valentina Basilico. Al terzo gradino del podio Elisa De Vellier H2O o Manhattan. Da segnalare che nelle prime 10 posizioni della classifica generale solo ragazze elite. Trattandosi di gara open si è stilata la doppia classifica. Nella categoria elite chiaramente bis di Silvia Zanardi, mentre negli under 23 vince Eleonora Labella, 12ª nella generale della BFT Burzoni. A fine gara abbiamo avvicinato Maglio Grinovero, patron del ciclismo Butrio e Sì, dopo 3 anni di pausa dovuta sappiamo cosa, abbiamo pensato di rimettere in moto questa bella organizzazione e credo sia riuscita bene, meglio di così per me non poteva andare. Siamo tutti soddisfatti. Ecco, e soprattutto tanta la partecipazione del pubblico, ma anche dei volontari che hanno prestato la loro opera a far sì che questo andasse tutto filo, così si dice, liscio come l'olio. Questo sicuramente, ci hanno dato una mano tutti, veramente, non abbiamo niente da dire, bravi e basta. Si lavora già per il 2024? Certo che sì, certo, sicuramente il prossimo anno si rifà tutto, forse anche meglio di quest'anno.